C'è tanto lavoro da fare, sono 20 anni di buonismo, di accoglienza fasulla, cioè nel senso che si pensa siamo tutti buoni, vogliamoci bene. Se io dico che sono buono non è detto che lo sono, cioè dobbiamo fare un campo di regole e non soltanto dichiararlo, ma adesso lo stiamo facendo. Denunciamo tutti quelli che rubano e adesso dobbiamo chiedere allo Stato che dobbiamo tenerli anche in galera, cioè questi devono restare in galera. Pugno di ferro del sindaco Brugnaro. Chiede una pena esemplare per i 2 dipendenti di AVM scoperti a rubare l'incasso del garage e annuncia delle novità sui furbetti del cartellino. Anche su questo avrete novità in futuro perché abbiamo già trovato qualcuno che va in giro, cioè quello che avete il governo noi siamo, se vedete, io l'ho detto appena eletto, cioè non esiste, non tollereremo nulla e andremo a verificare tutto. Sul possibile sciopero degli agenti della polizia locale a Carnevale il sindaco lascia carta bianca. Lo facciano pure, dice il primo cittadino, ma spieghino le vere motivazioni. Se un vigile urbano ritiene di aver paura in piazza Ferretto da solo, è giusto che lo dica e anzi gli pubblichiamo anche il nome, è bene che lo dica ai cittadini, io sono rappresentante dei cittadini. Secondo me uno può anche cambiare lavoro, si dimette e va a fare un'altra cosa se pensa di aver paura. Ma se si dimette uno che non vuole fare il vigile urbano ne assumiamo un altro, anzi ne assumiamo anche altri, magari i giovani trovano lavoro. Se c'è qualcuno, e ripeto, qualche dirigente magari, e qualcuno, non tutti, qualcuno che è abituato a fare il dirigente sindacale fisso o che vuole fare ferie permessi a Natale, Pasqua e fa il vigile urbano, qualcuno. Ecco, qualcuno deve cambiare lavoro perché io non tratto questa gente qua. Per il sindaco la riforma del corpo di polizia locale è in fase embrionale. La richiesta di scendere in strada è solo l'inizio, le proteste quindi non sono giustificate. Cioè io oggi sinceramente faccio fatica a immaginare qual è la trattativa perché non abbiamo fatto ancora nulla, cioè non abbiamo ancora toccato niente. Quando cominceremo a ristrutturare il corpo forse potranno essere discussioni, ma oggi non ci è fatto ancora nulla, abbiamo chiesto soltanto che vadano in strada. Adesso il problema è che dobbiamo riorganizzare il corpo e verrà riorganizzato evidentemente, forse là qualcuno avrà qualcosa da dire o forse qualcuno sta già movimentando le masse, qualcuno, perché sono pochissime persone, perché forse hanno capito che cambia qualcosa. Abbiamo 56 dirigenti sindacali. Cioè su 70 dirigenti sindacali del comune che ha 3.000 dipendenti, abbiamo il comune che ha 3.000 dipendenti, ha in totale 76 dirigenti sindacali, 56 sono sui vigili urbani.